Lei si immagina se il giorno che il Mose le paratie vengono utilizzate perché c'è un po' di acqua alta e scoppia qualche altra paratia? Certo. Finché l'avessero fatto quelle persone avremmo detto vabbè, ma adesso sta facendo lo Stato, lo deve fare bene. Meglio far bene che presto. Questo è il senso delle parole del commissario anticorruzione Raffaele Cantone. I tecnici ci avevano assicurato il termine dei lavori entro il 2017, ricorda, adesso dicono 2018, considerato che è un'opera di cui si parla dal 1984, non sarà qualche mese in più a fare la differenza. Quello che è importante è che noi siamo convinti che possiamo farlo con i soldi che c'erano, anche risparmiando. Stanno avviando diciamo, gli amministratori una serie anche di azioni per recuperare tutti i soldi buttati. Le inefficienze del passato non hanno finito di pesare sulla tabella di marcia, spiega Cantone. Anche se l'aspetto penale è stato ben affrontato dalla magistratura, restano aspetti tecnici dei quali ci stiamo occupando in questi giorni. Quel gruppo che abbiamo messo in campo, che è anche eterogeneo, sta cominciando anche un po' a fare l'analisi di tutte le persone che sono state assunte in modo inutile, di tutte le consulenze che sono state date. Lì si tratta di fare una vera e propria operazione chirurgica profondissima, lì c'è un tumore che è arrivato fin nelle viscere e allora noi non possiamo pensare di ripartire senza estirpare il tumore. La magistratura ha fatto un pezzo fondamentale, ma si è occupato dei reati. Qua stiamo parlando di cose che non necessariamente sono reati, ma che hanno messo in discussione tutta la macchina.